A far finta di essere rilassati. Sarebbe stato molto meglio. Ecco qua la coppia Perché ex Frasca. la coppia, la strana coppia. Una strana coppia, Ecco, esatto. sono Andrea Spada, Marco Cavallucci. Due astemi? Esatto, No, no. uno, dai. Sì, siamo qui all'apertura dell'altro mare. Sì, anche perché abbiamo proprio beccato proprio il momento in cui è operativo il bar. Work in progress. Il bar Il praticamente bar, in piscina, in piscina, cioè, proprio anzi dentro lo l'acqua, possiamo Certo. anche vedere, qualcuno sta già approfittando, da cui il padrone di casa Leonardo Spadoni, Ti dico la cosa perché può darsi- che è arrivato in accappatoio stile spa, ancora non c'è una spa vera e propria, ma No. Per il momento no, però non è da è escludere. Non è da Ecco, ecco. escludere. Conoscendo Leonardo non è escluso. ecco, questo è il nuovo paradiso terrestre estivo di Casa Spadoni, che chiaramente continua sempre all'interno. È una continua evoluzione, Sì, sì. quindi questo è un altro sigillo. È un altro tassello Un altro di tutto il tassello, progetto esatto. Casa Spadoni. Dove tra l'altro si può anche apprezzare cucina di pesce. Sì, facciamo non un vero e proprio ristorante, ma qualche piatto in base al pescato, quindi giornalmente cambia il menù. E chi vuole godersi una serata a bordo piscina ha la possibilità di mangiare qualche piatto di pesce. Ah, quindi il menù del giorno è in piscina, a bordo piscina, A bordo piscina. con una Solo proposta. per una ventina di persone, 20-25, non è che si riesca ad andare oltre. Però esperienza organolettica, devo dirlo. Ecco. Noi giustamente come Casa Spadoni abbiamo tutto a base, il nostro logo è il maiale, quindi. Però qui ecco è un... Qui abbiamo l'incontro fra la mora e il pesce. esatto. Anche perché poi Casa Spadoni diventerà il mercato di Ravenna Sì. nel 2018 e chiaramente ci sarà anche la vendita di pesce, immagino. Sì, sì, Ecco. sì. Lì Ecco. ci sarà esatto, una situazione diversa dove avremo il salmificio, la piadineria, i formaggi quindi, che produciamo noi, quindi sarà un mercato aperto dalla mattina alla sera dove si può consumare, acquistare e consumare sia sul luogo che a casa. Quindi. Sì. Quindi Chi gusta poi delle cose al ristorante avrà poi la possibilità di alcune cose di portarsene anche a casa, quindi gustarsene anche a casa. bene, bene. Quindi una parentesi estiva qui a Casa Spadoni con il pesce, con la piscina, chiaramente poi dopo in autunno e in inverno questo non sarà possibile. No, Ecco. esatto. Finché il tempo ce lo permette stiamo volentieri qua a bere un buon bicchiere di vino, mangiare due piatti e stare tranquilli al fresco. Quindi pranzo e cena, tra l'altro in questi giorni Sì, allora pranzo e cena al Pesce. ristorante sempre, il pesce è solo una proposta serale. Solo serale. Il giorno sarà più dedicato a piatti freddi, a chi sta in piscina e a poche altre proposte. Mentre la sera ci trasformiamo, ci cambiamo d'abito e facciamo le nostre proposte di pesce. un light lunch un po' all'incontrario, nel senso che magari nei ristoranti normalmente c'è un menù, una piccola carta dove magari si risparmia, no? Magari invece qui c'è anche la possibilità diciamo di un ristorante gourmet. Sì, cerchiamo di fare poche cose ma fatte bene con prodotti di prima scelta, chiaramente come vuole la nostra filosofia, quindi poche cose fresche, genuine e cerchiamo di far stare bene la gente, di fargli passare una bella serata. Ad esempio, che piatti? Per esempio questa sera abbiamo del rombo, che abbiamo trovato dell'ottimo rombo, quindi proponiamo del rombo con un budino di cipolla e una salsa di stridoli, abbiamo dei gnocchetti di patate con calamari e vongole, potremo avere delle sogliole profumate al rosmarino, e, insomma, degli assaggi di crudo, che quelli generalmente ci sono sempre, e poi poche altre cose, sono ostriche, quelle non mancano mai, e quindi sono sempre quei 4-5 piatti per serata. Diciamo quelle crudité che si trovano al mercato come nei ristoranti francesi, no? Dove si cena anche in questi posti. Non una grande varietà, anche perché adesso siamo in un momento di chiusura pesca qui nella nostra costa fino ad Ancona, quindi
pochettino più difficile riferire tutto, però noi ci affidiamo quindi al mercato, quello che troviamo facciamo, e poi quanto non c'è materia prima alziamo bandiera rossa, mare mosso e si mangia quello che c'è, insomma. Come giusto che sia. Eccolo qua ancora la coppia della Frasca, ristorante 2 stelle Michelin, penso che abbia fatto un record sicuramente nazionale di detenzione della seconda stella Michelin. Immagino che ci sarà anche un cappello per Marco Cavallucci, è stato lo chef, no, di questo ristorante, immagino. Adesso si parla di cappelli, cappello d'oro. Ecco. Io penso che solamente la grande, perché 26 anni non sono pochi. Abbiamo passato dei begli anni, ci siamo divertiti. Ecco. E ora in un'altra maniera cerchiamo sempre di divertirci e soprattutto di far divertire chi viene a trovarci, di far star bene, far passare una serata insieme. Bene. Cambiando situazioni e luoghi, giustamente, però sempre mantenendo lo scopo della qualità. Adesso Andrea Spada chiude e ci indica un vino. Qual è il vino adesso? Un vino... No, adesso una cosa che sto proponendo qui sono 2 vini molto interessanti, romagnoli, ci tengo a dirlo, perché comunque parlo di bianchi. Uno è questo famoso bianco del Vulture di Fiorentini, che è veramente interessante, un po' come, sembra un vino dell'Alto Adige, però lo fanno a Castelcaro. E l'altro invece è una bellissima albana che è prodotta... Vulture cosa sono? No, lì c'è un po'... Lì c'è un posto che si chiama quasi... Esatto. È un richiamo, esatto. Non è Basilicata, no, ma... no. Ecco. E l'altro invece è un'albana che si chiama Vitalba, della Tremonti, che è fatta in anfora, macerato sulla buccia. È un bianco fatto come un rosso, ma è una bellissima esperienza. Senza bisogno di andare in Friuli o in Georgia. No, esatto. Ecco. Cerchiamo sempre di promuovere il territorio. Bene. Poi giustamente ci sono cose anche da fuori. Grazie. Quindi l'accoppiata, quindi con tanto di cappello d'oro. Abbiamo anche una panoramica sulla piscina col padrone di casa, Leonardo Spadoni, che chiaramente si sta godendo questa ultima creazione aggiunta al Casa Spadoni di Faenza. Siamo a pochi metri, caso di dire, dal casello autostradale, quindi è un fuori casello, visto una guida di questo genere, fuori casello chiaramente proprio a portata di mano.